Buonasera. Ma ti sei ritrasferito a Genova? Per adesso sì. Per adesso sì. Che stanno fando? C'è la messa. Ora c'è la conferenza stampa. Sì, mi aveva detto Sulla chiusura. come andavo a passaggio. Anche a me è arrivato. Dice non mancare, ma Non disse. mancare. Stesso messaggio perché è importante esserci. Vogliamo vivere il Signore, per la nostra vita, con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. Mazzo se lo va, ma io non riesco a casa. Come? La mano in diretta, dai, in diretta. Cioè, in diretta? Come? Dicicelo Sinno con Nessi. Dai, sta discorrendo. Carino, eh? Non può Dottore Galano, questo Caruso è splendido. Splendido, splendente. Splendente. Buonasera signor Sindaco. Domani già in mezzo a fare, vabbè? E che sto ne zappa, che stai parlando per solo per La pizza, chissà. vabbè, prima che ti zappa. Assessore Bullo, qui c'è un'asta di beneficenza, base d'asta 5 euro, vieni qua, compra gli angioletti che ti portano bene, Luciano. Un angioletto. Architetto Cassarino, c'è un'asta di beneficenza. Ma Parino no? No, Vicenta. A secondo cosa si sceglie e a secondo chi compra. Rosa, noi abbiamo bisogno d'acqua. Bene, ci accingiamo diciamo alla conferenza stampa che si sta per iniziare, si è finito la messa, guardate si accingono, faremmo mangiaco. Noi aspettiamo il sindaco perché una conferenza stampa senza sindaco, noi siamo qui solo per lui. Noi ora stacchiamo un attimo perché sennò si sparda la batteria e pure la cassetta. L'avete comprato? Non è vero perché io giudico da fondo cassa. Peppe Fava hai comprato? A me mi ha costato almeno 150 stasera. Che siete voi? Sì. Protezione civile. Ma è la scorta del sindaco? Quasi. Come tu ne hai toccate? Io tutto. Non è sei angioletto a casa. Dicono che io sono anche un angioletto. Ho capito. Ma qua l'acqua ce l'avete signora? Qua? Lei abita qua? No. No. Dove abita? Cappuccini, ai cappuccini c'è l'acqua? Quando c'è? No, quale sport? Che poi Quale sport? la formazione del suo sistema di lavoro. Che problemi ci sono? Intubazioni usurate. In questo momento per la lotta all'usura è notte. Si è abbassata la guardia sulla lotta a un fenomeno che invece abbiamo l'impressione continuerà ad esserci per molto tempo. Guardate, non è esagerato se si dice che finché ci sarà l'uomo sulla faccia della terra ci sarà usura in qualche modo. È silenziosa l'usura, è così silenziosa che a un certo punto tu ne entri, non te ne rendi conto, è bene che si dica prima di dire altro, è bene che si dica, ripeto, per non fraintenderci, che quando noi parliamo di usura dobbiamo parlare di una, gran parte delle volte, di una gestione superficiale del denaro. Vogliamo vivere, Signore, abbandonate alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Davanti a uno stipendio
mettiamo di 100, tu non puoi pensare di avere un tenore di vita che ti faccia uscire ogni mese 120 di persone che si indebitano per motivi futili. Il ragionamento di questa sera deve essere un inizio. Che significa un inizio? Noi abbiamo un problema terribile in questa città. C'è il racket, ci sono le estorsioni, c'è la malavita, ci sono le commissioni tra malaffare e politica, c'è l'usura. Mi è capitato che sono venuti mogli di operai che per fare sposare le figlie hanno messo su tanti di quei debiti che non ci basterà l'intera vita a pagare quei debiti. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce. Mi è capitato di trovarmi di fronte ai imprenditori devastati che a fronte di prestiti di 1 milione di euro hanno dovuto firmare garanzie per 10 milioni di euro. Vogliamo vivere, Signore, per la nostra vita. Si chiede al commerciante, all'imprenditore di diventare una sorta di fatturificio, cioè organismo di riciclaggio. Come? Tu compra merci, compri a 200 e rivendi subito a 100, perché tanto quello è un negozio bruciato che non funziona, fa una valanga di debiti ulteriori e dopo l'attività si può anche saltare. Significa che se io ti do 100.000 euro oggi, tu entro la fine dell'anno solo di interessi ne hai pagato 1.200.000 e non riuscirai mai a sottrarre. E spesso i meccanismi sono ancora più terribili. Come diceva Don Marcello, io mi presento a te da amico, ti aiuto a trovare colui che ti presta, perché c'è Tizio, c'è Caio, e noi potremmo fare anche i nomi. È inutile che l'onorevole Ventura, scusatemi la polemica, chiede i nomi, perché li potrei fare pure anche in questa circostanza. Il mio senso di responsabilità pubblica mi impone di dirle nelle sedi competenti, perché ritengo che un sindaco debba fare anche questo, debba stare alla parte dei cittadini che vengono oppressi da questi meccanismi. E noi abbiamo una città devastata da questo tema, dove il problema dell'usura gela non è solo l'usuraio così eccetera, è legato alla mafia. C'è un intreccio netto tra prestito di denaro e mafia. Netto. Ma veramente è usurato, addirittura un tubo di 10 mancucciava 10 anni, come si fa a essere spaccato all'interno? Ci sono delle spacche che sembrano fatte con il coltello, tagliate. La forte pressione quella. No, io credo talmente che sia troppa acqua che una tubazione sbagliata per il tipo d'acqua che ci passa, che è molto aggressiva e nello stesso tempo è calda.